Va ora in onda Casa Stipancic. E cos'è sta roba? Va bene. Basta che cominci però. Ah, non sei finito ancora? E allora? Ah, bene, buono. E insomma così. Brian, vieni a guardare cosa che faccio con i steccadenti. Ecco, te pareva, è entusiasta come sempre. Dai, che non puoi stare là su quel coso tutto il dopo pranzo. Eccoci, Brian, come c'è? Tutto bene? Ardilo, non te vedi che ben. Queste volte. Oh, ma che bello! Brian, hai visto cosa che sta facendo il nonno? Ah, sì, che ha visto. Sapessi che entusiasta prima. Cosa, ma è tutto coi steccadenti? È una pista per gli autini? Ma no, dai, cosa? È una pista, sì, ma è per giocare con le scinche. Ah, ma Ciano, scusa un salto, vieni un attimo di là? Sì, Marisa, arrivo. Dimmi, scusa, cosa c'è? Scusa, sa, ma te sa benissimo che col piccio non si deve parlare in triestin. Vabbè, ma cosa ho detto che non va? Ciano, te ha detto scinche. Come devo chiamarle? Ascolti me, per tagliare non si dice scinche, ma schinche. Cosa? Schinche? Sì, No, solo perché te l'ha fatto scole, sì, torniamo di là del piccio, dai. Eccoci, Brian, scusa, sai? Sì, scusa, buono, adesso che ho finito di fare la pista, possiamo giocare con le schinche. Schinche, giusto Marisa? Ho detto giusto? Sì, Ciano, bravo, giusto. Brian, sei buono di giocare con le schinche? Schinche. Ti piace? Guarda, è proprio il suo gioco preferito. Vabbè, boh. Orca, e chi sarà adesso? Non so, se non rispondi non puoi sapere. Pronto? Pronto, buongiorno? Famiglia Stipancic? No, cioè, sì, ma... Osti, mi scusi? Ho sbagliato numero allora? No, qua Stipancic, ma la mi dichi? Oh, allora buongiorno signora Stipancic, sono Loris Danielutti della Redoper di Gemona del Friuli. Sì, Volevo informarla che in questo periodo abbiamo tantissime promozioni su tutto il nostro catalogo di cucine, soggiorni, camere, camerette, salotti, divani. Sì, ma non... No, cioè... Siete interessati forse a cambiare cucina? No, ma... Signora Stipancic, a lei piace la cucina che ha? Non è che forse è vecchia, malandata e vuole cambiarla? No, cioè, praticamente... Allora magari vuole cambiare soggiorno, vuole cambiare la camera, la cameretta per i bambini? No, cioè, aspetta un attimino che gli passo mio marito. Ah, va bene, parlo con lui allora, grazie. Ciano, Dimmi. parla tu, non capisco, è uno che mi tambasca come una macinetta, mi parla dei mobili, non so, non capisco ora. Buono, dammi qua. Pronto? Pronto, signor Stipancic, buongiorno. Chi parla? Sono Loris Danielutti della Redoper di Gemona del Friuli. Sì, loro? Volevo informarla che in questo periodo abbiamo tantissime promozioni su tutto il nostro catalogo di cucine, soggiorni, salotti, divani, camere e camerette. Buono, ma ha sbagliato numero. Ma no, come? Signor Stipancic, volevo parlare proprio con lei. Già finito? E come? Ma mi volevo andare avanti, scusa. Ah, è buona. Ciao, che avrò fatto anche scuole, ma non capisco ste robe.